Ciao ragazzi, oggi vi porto a scoprire il Veneto orientale, l'entroterra veneziano, perché Venezia la conoscono tutti, l'entroterra un po' meno, e lo farò in un viaggio di 3 giorni che farò insieme a degli amici e colleghi giornalisti tedeschi. Andremo a scoprire delle vere e proprie perle culturali e gastronomiche. Il problema è che loro sono già partiti e bisogna che mi muova. Andiamo! Aspettatemi! Siamo arrivati all'azienda vitivinicola Tessere, in località Tessere, 90 di Piave. Questo però è anche un agriturismo didattico in cui si può toccare con mano la cultura antichissima di questa terra. La signora Manuela ci ha raccontato che Tessere può avere un duplice significato. Da un lato può richiamare la suddivisione antichissima di questo territorio ad opera della centuriazione romana oppitergina, quindi nella località di Oderzo, per cui parliamo di circa 2000 anni fa, almeno. Ma Tessere, cambiando l'accento, può anche diventare tessere, tessere di mosaico. Anche questa è una tradizione che affonda le proprie radici molto lontano nel tempo, parliamo più o meno della stessa epoca e fino al Medioevo. E tutto qui intorno ci sono un sacco di testimonianze che raccontano quest'arte, che Emanuela fa riprovare ai propri ospiti, e non pensate che sia una cosa facile. Ma dopo le fatiche artistiche il corpo va ritemprato e quindi Emanuela insegna a fare i bussolà, questi dolci caratteristici molto semplici con ingredienti basilari come uova, zucchero, farina, burro e la caratteristica forma circolare che tanto li contraddistingue. Ma anche lì ci vuole un po' di mano, i risultati però arrivano. Il vino principe di questa terra è il Raboso, che è notoriamente un vino corposo, strutturato, intenso, anche se nel corso degli anni è stato ovviamente un po' ingentilito per venire incontro alle esigenze del mercato. In questa azienda si produce rigorosamente bio e declinato, pensate un po', in 5 maniere diverse. C'è il classico DOC, ma c'è anche il metodo classico, con questo colore rosa, è un rosato molto curioso e soprattutto molto ma molto buono. E poi c'è il passito e altre invenzioni della signora Manuela, come per esempio lo spezier, che richiama sia il carattere speziato di questo vino ma anche questa figura di commerciante che caratterizzava la Repubblica Serenissima. Quale miglior modo per assaggiare questi vini con l'abbinamento insieme ai prodotti tipici del territorio? E oggi Emanuela, per esempio, ha preparato le patate viola e il topinambur fritti, accompagnati al Redentore, il metodo classico, e poi il risotto con il raposo, e poi la polentina accompagnata con dei funghi e anche delle altre prelibatezze, la polenta che era uno degli alimenti base della dieta di questa terra, fino ad arrivare poi ai biscottini, ai bussolà che hanno fatto i nostri amici questa mattina. Insomma, ho fatto bene a venire qua. Eh sì, andiamo adesso, il viaggio continua. La Casa dei Racconti è un po' un piccolo tempio della memoria che il suo titolare, il suo ideatore, ha voluto per onorare
la memoria per l'appunto della cultura di questa terra. E qui ci sono un sacco di cose che la ricordano, come ad esempio questo casone. È chiaro che richiama più un ambiente lagunare, ricordate il casone di Caorle oppure di Marano, di Grado, ma il casone è un emblema fortissimo per questa zona perché richiama una vita attaccata all'economia povera della natura, della laguna, del pesce, ma dentro ci sono tantissimi ricordi, gli stessi che lui, Gianni, ha voluto comunicare costruendo tutta questa struttura. Se andate all'interno dell'agriturismo, o meglio della country house, vedrete proprio un mondo che sembra essersi fermato, perché c'è la cucina di un tempo con tutti gli oggetti, le suppellettili, il pentolame, tutto quanto richiama una memoria che appartiene ai tempi andati, ma che è sempre giusto far rivivere. Finalmente, dopo una giornata di duro lavoro, tra cantine e racconti, andiamo a cena, però basta bicicletta. Kein Fahrrad, giusto? Giusto! Andiamo a cena in un posto che si chiama Locanda Gioia di. Promette bene. Alles gut? Alles gut. Tutto a posto. Super bendessen. Andiamo a cena. Skandal! Im Sterbezirk Skandal! Skandal und Rosi! X Factor auf Deutsch. Sul divano faccio stelle di cordone pensando a Gloria Gloria anche tu nell'aria anche come sale anche più del sole Aiuto. Questa è una locanda molto particolare, nella piena campagna di Torre di Mosto, ed è un luogo in cui si fondono elementi della tradizione, elementi moderni, una struttura veramente bella, e stasera mangeremo soprattutto pesce. Il mare qui vicino, l'Adriatico qui vicino, è una perla, una fucina di tante cose buone, e infatti prima di sederci a tavola andiamo a trovare Vincenzo, il proprietario, ma anche il cuoco. Andiamo. Queste sono piovre, sono trecce di piovra che sono state cotte, stufate, non cotte in acqua, dopo vengono raffreddate e poi vengono scottate sulla piastra. Spettacolo. E si mangiano così. Adesso facciamo il piatto, si va a un fondo di patate tagliate a cubettini con le olive tasasche e la piovra sopra. Questa è sempre seppia pescata sulle Caorle, sulle barche di Caorle, sono andato a prenderle oggi. Fresche? Sì, queste sono proprio fresche. Sono le seppie piccole novelle che vengono in questo periodo qua. Se ne trovano pochissime, perché la stagione delle seppie vere è a aprile-maggio, da marzo a maggio. Tira su. Allora, questa qua è seppie in umido, fatte con il nero di seppia. C'è anche il nero di seppia, un po' di nero di seppia perché sono più buone, perché noi si dà il dolce. Ok? Vincenzo, ma io so che Torre di Mosto è il paese dell'anguilla. Le abbiamo stasera? Sì, certo che le abbiamo. Siamo andati oggi da Dario, che le ha pescate fresche, come tutti i giorni, e siamo andati a prendere, stasera le facciamo e ve le serviamo. In umido. In umido? In umido. Ah, fantastico. Non avendo gli amoli, le abbiamo fatte con le olive. Questa prima giornata nel Veneto orientale si è conclusa. Tra poco si va a dormire, anche perché domani ci aspetta un'altra giornata molto intensa. Andremo in laguna ancora in bicicletta e faremo davvero tanti chilometri.
seguitemi e vi farò vedere altre perle bellissime da scoprire. Ciao ragazzi, buonanotte, cin cin. No, questo non farò vedere, perché andavo a dormire.